una delle parole che compare nel titolo del convegno di questa sera sia veramente capace di dire di sé, ma di tante comunità, dove, per dare adesso la parola a Bachisio Bandino, bisogna vedere in che maniera la somma del pensiero di Pira, che è la rivolta dell'oggetto, è capace di mettere in comunicazione centro e periferia, ideri test Zaida e ideri test qualche cosa che spuso allargato da Saida, e dove il trade union, quello che è lo strumento mediatico che l'antropologo osservatore utilizza, è la capacità del tessere dialogo. Pira è stato, scritto un grande organizzatore del reino del dialogo, non della parola rayonata, lui la sta presente, è la maniera Sacalisse incomincia a reggere un liberi, che è stato un panzo suo pare che Natale, zampo del suo 1928, e quando Michelangelo torna a vita però in bella da liberi, è che hanno detto il fatto di una rayonata, e biesi mette a cosa di questa rayonata. Biesi la capacità di dire come la periferia in questa regione diventa centro. Ed è come questo centro poi è la tessitura della rivolta dell'oggetto di Saccanosella come Bachisio Bandino. Aumentare a Mialino può fortire le eredità che non sono lasciate. Mi spiega che tu metta se reino e diega sproni, così si può aumentare. Pochi da eraichina, a volte se nascano avuto a nuovo, se no, a dite, aumentare, può aumento solo. Ciò che non sono lasciato, stiamo capitale l'anno, e tanto commente, lui o cano, noi gioia. Con lei profeta umano. Siccome Felice Piragalla ha fatto un arredo completo, io lascio un'ala sull'arredo che voi scrivete. E voi siete di una forma così familiare, che Giossigno, la famiglia l'ha data a mia, che è iniziato dopo la morte, e già per questo questo libro, lo sa appena via, a occhio e a bocca aperta, che in questa giudizio chiesa vero e che in una profondità letteraria, come di manizzare la lingua, può narrare, può contare lo sentito suo. E ha capito la fortuna di conoscere in maniera più stretta a Mialino, che è stato un mese in Varese, in domo, già non può più che poi è morto in suo mese di lampada. E da io, è proprio vero, gli piaciata a contare, mi ha chiamato. Aspetta che conto non conta, che col piacere di narrare una virtù che ta cosana, vinza scannella di antropologia e di argomento umano, è difficile, è scontaneo. Tant'è vero che sono antropologo classico, che adesso riesco questo antropologo dell'università, a essere che aveva in mente sul libro, invece di essere realtà vera, e Mialino, invece sul libro di antropologia, la rivolta dell'oggetto, contiene dei vizi della famiglia, anche il lume decente, dei vizi. E dunque c'è questa familiarità che si sente e partire dai cui già lo arziaiata a contare cosa di suo. I funni tutte le opere di Mialino,
era divisi. Però non erano posta rete divisi come un villaggio locale che è villaggio globale. Questi no che sa abilitante, e sa persone, deve dare le sede tua e dare che scomprende che sede tua e su mondo intero. Se voi si dite sossignos, è da divisi, e canne vicino. La famiglia è partita rossa che dice erano lasciati noi, come elementare. Noi abbiamo dato un teatro, noi così, in bici, poi lei ha servito, Sossignos, batto oratore e batto musicista, l'abbiamo dato in Marseille, in Parigi e in Sardegna. Io ho chiesto il prologo, per contare voi, l'estro. La prima di scuola rimasta fatto sapere Piero Michelangelo e se non c'è nemmeno contrario che non schia disegnare Piero Michelangelo caso non suo mi aveva capito tanto rimasto si era appropriata a costorto che suppone che risse alzati te ne insegno io l'educazione puntando lui che suppone e se sta Riccardo, ma e chi è fai dare? Chi è questo Piero Michelangelo? E che ha compreso che mi sapeva aveva due lingue e due lune che Isaia disse, sua saita, sua famiglia, sua comunità, sua compagnia, e su mondo suo. E uno non è italiano, il suo stato, la sanata, il suo comune. Ha compreso che vai a tua lingua. Questo tormento di vicino a Sesam l'ha voluto a fare dare sempre questa lingua vizichesa, questa lingua sarda, sa tesi di laurea e te sopra sarebbe vizichesa. E poi la rivolta dell'oggetto è dedicata a un capitolo umano sopra la lingua, che incompetenza. Essa è convinto di dare di scrivere vizichese come presenta. Difatti sì, quando io ho cominciato a cambiare Sossignos, che l'avevo lasciato come tita, ho solo cambiato sul capitolo 2, sopra il Tassamine, ma mi pareva che come sarei poi spostato, che andavamo spostato sul secondo posto, sul primo andava bene, sul secondo, Ligaia che sul primo e Ligaia pure che sul terzo. E sul terzo di Emiliano, e sei da vizi, da Salibra, di Suquile, che è sui vizi, sui numeri, Salibra, questo Santo Paris. E mi arrivo in Gallia. Hai scrivere di sarde, scommente dorare una linna tosta. Hai scrivere in italiano linna morte. E è proprio vero. Noi scriviamo sul bizzichese, tutto noi, però alle scriviamo sull'animale. Ma noi solo alle scriviamo sull'animale che non veste una grafia riconosciuta, unificata. No, non siamo male che non siamo abituati. Ma senza solo lei che non ha dato difficoltà. Quando poi lei che eravamo, Giosino, era nato lei, in bizzichese, lei che è la prima pagina, ha cominciato. Questo noi, bizzichese. Hai difficoltà a leggere, sarei lo suo. Può guardare le commenti, mentre sul giornale, dire se sia da leggere. Che non siamo abituati, se tanto nella disse, a dolare, bella questa metafora del sudolare, una linna tosta, Rosario, che ti ha che difficoltà, questa espressione, e invece in italiano, che dai primi elementari, viene dalla Savaglia, tutto questo intratto in italiano già arriva, e non c'è che sa. E quando sul libro prima elementare Bahia pintata letterina di A come aquila, catando essenzialmente i cavi, e B come bandiera e C come cavalletta. Il suo libro di questa cavalletta bella che mi pariva un orrore, verde e biaita, che il vestito a mia vita
signor me, ma questo è su Pirca. Ma lei è nato, e lei no. Stenne Salmano, so parla il corpo, Salmano. È arrabbiato, qui non si deve parlare in sardo, e però è arrabbiato come un tigre nel vestito. Come te ne imparo io a parlare in italiano? Hai se matessa su mastro, come in tetenare, come sarei di sole in tuoi cori, per salire a mamma, e invece questa scuola, l'inarrabbiata, proibita, non va bene, come perché noi siamo in guarda lingua sola, italiano, e usare. Così ponendo sempre vizi, e la legna cattiva è il sottotitolo dei Salle prima, l'inna mala, i santi scritti Salle, l'inna mala. E la serie dell'inna buona, dell'inna mala, a proposito del sosereo, dei vizi. E poi l'hanno fatto Salle, bello titolo, e bella questa infanzia sua. E su di che il suo libro suo di antropologia è dato tutto vizi. Questo affetto che ha Michelangelo a Pizzi, che lo difiniva da Vinza io momento a Reia, non so, lì non era io, perché su pastorio pure, noi è tutto commente, pesa, su pastorio pure ha difetto al mano, non so, io sono il pastore, tu esisti il pastore, io lo capaglio, ma su uno non è tutto, l'ha tutto anche idealizzato, uno dice che è su pastorio, che sa massaria. E ascoltai ma non li hanno io della passare un pacco di entrare così in arrivo calcolato, vero, della realtà che sei da vista. Capisci poi se tu una fantasia pura, un affetto umano, una specie di idealizzazione, se non esiste stato Posinowski, ma Dioschi non è da pacco, casamente sua, e te sopra questa, sai da vista. Esaturre i vizi e propuso il campanilismo vitese, no? Casatura è stata 40 metri e quindi non stocca da esempio. Un areno puro che mi è scapitato appunto quando il nome in Varese scusto e se l'altra la famiglia in vizi ha un potere sovrano, fonte normativa sovrana scrive. Cioè sopra la famiglia non guardate l'autorità, perché la famiglia degli anni 30, 40, 50, 60, esperienza sua, la famiglia fa una politica interna e una politica estera, come gli stati, scrive. E proprio mai. La famiglia ha una politica interna, sa parentela, e una politica estera che nata dalla famiglia, si pensa che i nemici, in contiera e in disamistade o a firma. E dunque questa famiglia di Fichese, famiglia sarda, pastorale, barbaricina, sono di Stato, sono tutte famiglie sono di Stato, una relazione che nata dello Stato, sono la famiglia da sempre. Io è vero questo, però tu mi pare che non va a scarico l'umanità a questa autorità di Saida. È vero che Isaia non poteva intervenire sopra una famiglia che è nata, e questo non lo ha a casa. Non ha autorità. Non c'è una potenza superiore, scrive, che sovrasta la competenza e la politica familiare. Io direi però, nessuna famiglia invece poteva credere totalmente in sua. Casa critica sei degli spiriti. L'innudata. Voi pensate a questo verbo, sono delle cose terribili. Innudata, di spiriti. E dunque lui è vero su chi narra e chi non va all'autorità del sopra, ma c'è un'autorità simbolica che sovraintende, sai, gli scrittori. Non se ne perde nulla. La psicologia psichiatrica è acquare e però sai che qua tanto che o voi o gai
sai, l'esperienza di morte segreta, sa che non si è dato scritto, che la giustizia non è stata arrivata, ma sei da currete, occhio, come. E questo è vero, si è arraiata, però a me importa di narrare, e a lei non è arraiata, che questa famiglia Stato, è una conquista, ma perché queste identità, questa famiglia, questa parentela, che poi sul mano è questa identità di una Inca, e questa identità di Sardegna, e se crediamo da questa identità sarda, come sartista, ma non tanto come il suo partito, ne ha fatto parte, a 20 anni il direttore del giornale del partito sardo, a 20 anni il solco, però è un uomo libero, un'idea pure di mettersi per scacchia sul partito sardo, tanto che è candidato sul partito comunista come indipendente sul comune del Castello, ma poco nare come un uomo libero mentalmente, poneva di fatto le idee sue veras, a suo considero perché di una politica che gli piaceva e non di una specie di quella politica dai mitueti d'Oieo e come succede degli occos che non li tornaria a questa identità morale che io disse. Un altro aspetto che potrebbe essere interessante, discusso che ti Montavanne Felice Piragallo, la conflittualità dei codici scritti. Come in Sardegna, sempre contiene questo conflitto di codici. Il codice sardo, il codice linguistico, il codice antropologico, il codice sociologico della comunicazione sociale. E a Sagrada il codice statuale, il codice barbaricino di Piglia, il codice dello Stato, la mentalità di questa isla e di questa comunità, e la mentalità invece che della televisione, dal cinema, dalla radio, dalla pubblicità, dalla merceologia consumistica, che arriva, l'oggetto arriva come segno e la merce dei market, dei supermarket si pone come messaggio che non corrisponde ai messaggi giusti della realtà di Pesi. Questa regla me l'affronta da metavere. È incredibile come uno dei urune piglia, uno dei vizi di Alino, ha pensato su Sardegna in una modernità come internato felice di Ragallo, che in una modernità che invece noi non aspettavamo scriviatisi dai castelli, dai Sassari, da una città e invece come questo due scampioni sono riusciti a annonnare le cose ai danni che sai di sono e ai danni del suo mondo. E tu lo leggi che hanno i scrittori solo in la pizza che si usa ai danni del Mekluan con Arle e che si usa ai danni dello Stato umano sulla cultura mondiale. Questo resistere a comprendere che ai dare la lingua tua e ai stare la tua non è che si sia arretrato, questo non te l'hanno posto in conto, non sei arretrato, si va torne, si va comunitate, tu sei il mere del suo pensamento tuo, del suo sentito tuo, se invece ti lo sembra e picca sulle sosateros, sono a prestito, le servire sono a prestito male, e male profitto, Ocus disse, la realtà, e io pensando a Isse, è capitato di scrivere che un ragazzo, un giovane, di qualunque paese, non può essere cittadino del mondo se prima di tutto non è cittadino vitese. E non può essere cittadino vitese veramente se non è cittadino del mondo. Non sono in contrasto come non composto in contra. Sono in pari, sono a stessi tempi, tu sei vero, però vero, e questo vero non è che ne te sei caldo, sono da conquistare la valentia. E a suo stesso tempo sei cittadino del mondo. Su male scambio in bezzo pensamos che noi
sempre quei complici di inferiorità. E invece l'erba del vicino è sempre più verde e magari quest'erba avvelenata. Beh, mia lingua pensa io a questo crediata. La modernità è un po', anzi, la vera modernità deve arrivare, ma la modernità è che non dà profetta a noi, sia economia, sia cultura, non la modernità di sfruttamento, come è stata l'industrializzazione sarda, la turisticizzazione sarda, e adesso la cosiddetta chimica verde, e non si sono polline tutto, questa spalla eolica, non si sono polline, non sono rame inizia su vento e su sole. Mia lingua così pone di scrittura sua. E poi così è quella che longa, che hai dare la mia lingua, mi devi perfurare sul microfono, resta nel dare di entrare in sulla lingua sua. Però basta solo il gusto, che cosa abbonato può comprendere, scrisse un scrittore vero, conta tutti, conta un conto. Este un poeta, al Veneto, dai subato, e dai subato, ma ti spiega. E poeta, ha scritto una ballata di Pasca de Valdis, che è un capolavoro. Sarina orgolesa, Sarina Virgine e Orgoglio, Pasca de Valdis, che è stata bannitare. Issa disamistà e orgolesa. E ha scritto una ballata in rima, in poesia, bellissima, longa, e non vai a dire questa. Ma poi ha scritto, e senti un po' riconosciuto di questa poesia. Io me la dico, ma poi te non lo pubblica se non dico poesia. No, non ho messo tanto. Io ne conosco 3 o 4, ho messo tanto. E se non hai anche no, non è un po' timoroso in questo campo, che hai un tipo preciso per queste cose, come la rivolta dell'oggetto al posto di lontano, sa scrivere. Che hai un tipo rigoroso per queste cose puntuali, precise. Questa poesia non ritorna su conto, invece, chissà, poi non ha sentito suo su questo argomento di mostrare un'attività diversa come questa poesia. Però Bernardo, questo è un poeta magno, in italiano è sardo, romanziere, poeta, saggista, la rivolta dell'oggetto, linguista, ma linguista vero, desiderale, poi Sanremo l'ha contemplato per tutta la tua vita. Teatro, non solo ha descritto sul teatro sardo, ma ha composto 2 opere del teatro. Le note di Urai, da Sanno Sata, tanto per che non so per bellissima. Sanno Sata, rovinando, hanno visto questa persona che in una figura bella, pintata, intarsiata, queste storie catinari. E hanno pensato di sapere l'Italia, che attaccare a reso, i catinari dei valori del prezzo umano, e hanno pensato di lui tirare a banna, e insomma, l'hanno morto. E questo che la morte conta di suo teatro, mia lingua. Non si notte lo psichia questo giorno sgarriatore, si narra, sgarriatore adesso sono il manos. E le narraiate, le tarraiate, come che l'hai visto su giorno, che hanno detto che te, che l'hai nella te iscritta te sempre in questo giorno sempre in questo giorno no? Si è tornata a dormire qualche minuto dopo e lì è tornata bene questo arriatore sono omicidi e da te questo che sono usati è sempre in quest'idea di nare su un mondo mio questo è un mondo valoroso prezzi manos e ci deve fortire, valorizzare, avvalorare. Ai danni però no, tancandosi in tua Samantha, ma ai danni e su. Beh, sì, insegnamento, in notata, e ieri appunto sono contento che
deve rispondere sì, e chi sa sia presente, che non sa di imparare il meta, voi potete andare, ma sono stati scrittuissi in vari due anni, 50, 60, 70 e se volte 80. Ma noi scuso non sono questi scritti sul tempo suo, Sanremo questo, e te ti dà pro sviluppare. L'eredità non è una domo o una tanga che firma, o sa l'eredità. Ma se tu non mi pastori, se tu non sei pastore, o prima o poi ti la ennes. Una domo se non l'abita, se incarna la terua, ti la ennes. Se l'ereditate, cioè questa è una cosa a dirla, se l'ereditate tu e poi conti pizza dopo. Tu hai un'eredità, tanto devi investire in modo che dai questa eredità tu hai casata la ricchezza. Con questo noi lamentiamo su, non ponare su carnato è datato, e di questo sanno. Beh, come ti dico adesso, è tanto. Nonostante ciò che ha detto Felice Chiragano, con la sua dimensione utopica, cioè di un inventario su che magari poteva essere, magari è difficile da si realizzare, ma su che poteva essere forte questa idea in Mialino, questo di s'allargare sul tempo dell'arte che magari può succedere discusso. Però innegabilmente ogni pensiero e ogni scrittura risponde alla logica del suo tempo ed è il tempo della sua vita che decide sui quei contenuti e su quelle argomentazioni che la realtà storica gli porta avanti. Sanremo nostro è a partire dai cui, e teresissimo a fare. Grazie.